Scatman's World. Nothing in the paint. Word? All right, let's do it. Bella raga, ciao a tutti nel commentone veneziano. Ragazzi, gara 2 tra Utah Jazz e Los Angeles Clippers. Gara 1 purtroppo è andata male per noi, anche se il veneziano ha giocato veramente bene, ma purtroppo insomma i Clippers sono più forti di Utah. Speriamo bene ragazzi, speriamo bene. Ragazzi, si parte 1-0 per i Clippers, gara 2. Siamo già a più 3 Clippers. Ok. Stiamo attenti a Paul e Griffin ragazzi. Eccolo qua Blake. Ecco che fa la finta, lo sapevo. Meno male che sbaglia. Jefferson. Palla aiuta. Dobbiamo stare tranquilli ragazzi. Tensione altissima comunque allo Steve Sandler. Vediamo veneziano come parte. Molto di merda. Porca puttana. Paul, stoppone su Paul e godo. Sentite i tifosi dei Clippers gasatissimi. Ma no, ma che cazzo, però non possiamo attaccare così ragazzi, cioè è inaccettabile. Dai, sveglia. Burke. Oh, e bah. Primo assist di veneziano, molto bene. È importante cercare a tutti i costi. È da solo purtroppo. È grandissimo il Cume che svetta ragazzi, grande rimbalzo. Dai, fallo su veneziano, molto bene. Sentite i fischi, ma veneziano il primo lo mette dalla linea della carità. 2 su 2, sorpasso di Utah. 1-6 Utah, 1-4 Clippers. Attenzione qua, è bello. Bel canestro purtroppo. Vai. E arriva, solo rete per Burke. Bravi ragazzi, bravi e calma. Bravi e calma. Paul, la super stella ragazzi. Uno dei playmaker più forti del mondo. Chiaramente veneziano vuole diventare molto più forte. Jordan. Brutto errore di Jordan, dai ragazzi. Dai, Clippers non è nel momento magico come gara 1 si vede. Fallo di Paul, grande veneziano. Sto molto intelligente qua, come si è preso proprio un bel fallo. E io godo. Ragioniamo. Jefferson, bellissimo. Giro palla di Utah. No, infrazione di campo. Che cagata che abbiamo fatto qua. Stiamo Clippers sono la seconda squadra per realizzazioni quest'anno, 107 punti di media, non male. Attenzione Redick da solo qua, lo mette. E arriva il morto, 19 pari, gara molto equilibrata però rispetto alla gara 1. No, cosa ho rischiato, fioi. Dai Jefferson, inventiamoci qualcosa. Niente da fare. 19 pari, possesso ai Clippers, occhio.
Eccolo là. Ritorna in vantaggio Los Angeles, mamma mia che dura, fioi, che serie. Proprio contro i Clippers ora capitare. Da 3, impossibile? Infatti. Brutto errore qua di Veneziano. Fallo di Biedrins. Primo libero. A segno. Secondo libero. A segno. Ma porca di quella porca. Da 3 da casa sua al Cube. E arriva un canestro mostruoso. Solo rete di Veneziano. Grande Cube. Grandissimo Cube, un triplone da casa sua, 22-23, bellissimo primo quarto. Parapapappa, parapapappa, ta-ta-ta, parapapappa, parapapappa. Secondo quarto, 41-39, siamo in vantaggio, cazzo, eh? Relax, relax. Che strano per non far partire titolare il Comendone ai playoff. Questa proprio non l'ho capita. Forse perché è la prima stagione. Beh. Vai. Jefferson. Palla aiuta. Low percentage pass, but it still nearly got through. I like it though. I mean, it's an aggressive play. Heads up defending reflected away. Fallo di su Veneziano. Probably the right play defensively. If you can't get the block, send them to the free throw line. Don't give them an easy two. No easy buckets inside. Force free throws and work to keep them out of the lane next time around. Bravo Kume. Nice work so far for them. Bravissimo Kume, 2 su 2. Dai, piano piano. 7 punti, 2 assist, un rimbalzo. Come statistiche non siamo devastanti, ma la squadra c'è. Questo è quello che conta i playoff. Errore mio qua. Errore mio purtroppo. Boy, they keep hammering away at him inside, forcing that ball into the paint. Smash mouth basketball. It's a strategy that has Guarda cosa fa, cosa fa? La poi la sbaglia. No, porca trota. great defense in the paint there, making it Chris Paul. on the offense. Ragazzi, Paul è immarcabile. Guarda cosa fa Paul, ragazzi. Sarà un'impresa disperata vincere sta serie. Sarà veramente dura. Dobbiamo vincere almeno una in trasferta, la vedo un po' dura. And what a play to make it a close game, a potential momentum builder. Bravo Kuma, arriva un buon assist qua di Veneziano. Almost got to that shot in time, but not quite. You can't touch the ball once it's on the way down. Evans, he's checked in for Gobert. To the middle. Bello. With the bucket. Reddick's got 6 in the quarter. Sempre più 2 Clippers. Last 5 trips they've all ended with a great pass leading to a basket, Steve. I mean, they are really. E arriva il triplone, altro assist di Veneziano. E godo. E godo. Yeah, but neither team really able to jump ahead. Yeah, 5 times already the lead has changed. Grande stoppata, non prendo il rimbalzo perché sono una pipa. Vado, guarda che canestro che va a fare sto merda. He's been one of their more reliable options today, guys. I mean, his shooting has led them to this lead. Che sfiga, oh mamma mia. Dai ragazzi. Più 2 Clippers. Da casa sua ancora Veneziano. Oh, bruttissimo questo è veramente orrendo. Bruttissimo tiro da 3. Paul da solo. E Veneziano la prende e io godo. Bravo Kume, dai. Il Kume prova a entrare e la sbaglia.
E dopo grandissimo Kenter, quanto ti amo quando fai così Kenter, 7 punti, 6 rimbalzi. Bravo Kenter. 50 pari, partita veramente incredibile. Fallo del Comendone. Primo libero a segno. Secondo libero a segno. Più 2 Los Angeles. Siamo sempre là ragazzi, siamo sempre là. Tipicazione veneziana. Scarico e canestro. Più 1 Utah, sto giocando benissimo, sono proprio contento, cazzo, sto giocando per la squadra, cazzo, oggi. Non assist forzati, ma assist intelligenti. E dobbiamo superare il primo turno, che sarà durissima, fioi. Bellissima questa. Bravo, quel Comendone ha difeso bene, bravo Cuba. Cosa? Sei inventato il Cuba? Più fallo! Più fallo e godo. Più fallo e godo. Mettiamolo. Bravissimo. Benissimo ragazzi. 5-6 Utah. Vai ragazzi, siamo all'ultimo quarto. 9-1 Utah, 8-4 Los Angeles. Abbiamo un'occasione d'oro, 23 punti, 9 assist e 6 rimbalzi. Partita perfetta di veneziano. Da solo rete. Ho bisogno di un assist per una seconda doppia extra, se no dei playoff strepitosi. Sono partito veramente alla grande. Questa la dobbiamo vincere, però è un'occasione più unica che rara. Cosa fa Paul per Griffin? Cosa ha fatto Paul ragazzi? Ah, veneziano ci ha provato, ma è andata male. Ci ho provato ragazzi, ci ho provato. Stiamo attenti perché non siamo più far cazzate. Oddio. No, Griffin maledetto, Calma, basta cazzate adesso, Dai. Bravo Cuba. E arriva l'assist. Dai. Per portare a casa il risultato, vincere fuori casa vuol dire portare la serie in parità come fattore campo. Stoppata mondiale di veneziano. Stoppata mondiale di veneziano. Cosa ha fatto veneziano ragazzi, è ufficiale. Qua grande Griffin però. Devo giocare anche con il cronometro. Bravissimo, penetrazione stupenda, fallo. E il primo va a grande come più 6. Bravissimo. 3 possessi fioi. Merda, Chris Paul. Palla fuori, grazie. Grazie, grazie, grazie. C'è una tensione devastante. Meno come punteggio ragazzi, finalmente una partita di nuovo alla Comenda. Bravissimo Kenter. Cosa ha fatto Clark? Clark Kenter, perché lui è Clark. Ma la Paul, per ragazzi Paul è un fenomeno di proporzioni obese. Mamma mia. E qua veneziano entra ancora e la va a prendere rimbalzo.
Veneziano prova subito il tiro, solo rete! Mostruoso Kobe! Mostruoso Kobe! Che partita ragazzi, che commenda qua, il commendone si canta. Ragazzi, Paul, Chris Paul, Blake Griffin. Il resto è noia. The chosen one. Inside the favorite. Pocket six. Questa è tattica ragazzi, che culo di merda. Mamma mia che culo. The chosen ones got 31. Clippers trail by 9. Mamma mia che bava. Los Angeles calls 2 minuti e 30 ragazzi, manca poco. Dai fioi, dai. Portiamo a casa gara 2. Let's find out what Doris Burke has for us. Kevin, Doc Rivers was just addressing the plan with his team. He told his guys not Ed è ancora stoppata veneziana. Ennesima, no fioi. La partita della vita l'ho fatta io stavolta. Ecco, no sti errori però. Perché ci perdiamo in ste cazzate dopo? Perché? Paul. Bello. Calma. 9 points for Jamison. Boy, they are passing the ball very crisply right now. They sure are. That's 3 straight. Bravissimo Kume. Non sbaglia. No, non sbagliarmelo però. Eccola là. You gotta make that one. I mean, that's a high. E adesso si risoffre. 9 out of 10 times. Gotta love the low post offense. That was beautiful. Jazz leading by 5. Non perdiamola che Paul ragazzi. There's a minute 40 left here in the fourth quarter. Perdiamo un po' di tempo. Here's the chosen one. L'importante è metterlo però questo. Inside the favorite. Roba nostra, roba nostra. And it's out of bounds to the Jazz as Utah retains possession. Left in the fourth quarter. Veneziano proprio un tiro impossibile in faccia a Paul, chiaramente non va. It's hauled in by Los Angeles. Chiaramente non va. Rebounds in this game. Now here's Grazie, palla Utah, che culo. and out of bounds. Bravi ragazzi, bravi. Possession. Utah shooting here about 46%. Facciamo correre sto cronometro. Here's the chosen one, defended by Paul. And here's Favors to the right side. Takes the No, non sbagliarmelo. Bravissimo Kenter. and good, a nice layup that time from Enes Kanter. It's a great play under the boards for him. And Un minuto ragazzi, è quasi fatta, è quasi fatta. all those second chance points. I mean, they're there for him game in, game out. That's a 2 from Paul. No good off the back of the rim. 40 secondi, vincere gara 2 a Los Angeles è un'impresa, ragazzi. Che bene che ho giocato sta partita, cazzo devo ripetermi però. Over to the wing. Rush. It's Rush outside. Bravissimo Rush, mi regala anche l'assist. Mamma mia Rush. È fatta ragazzi, gara 2 di Utah. Off here. Impressive. No backing Ma off. che What a fatica serve ragazzi. at the right time. So Utah ends up going with the Peccato 8 rimbalzi, ero vicino anche alla tripla doppia, sarebbe stata una cosa epica. He's done some really tall work on the board. Here's the chosen one. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano, commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.